Nel 2018 ricorre il centenario della fine della Grande Guerra e la città di Vittorio Veneto, naturalmente, sarà uno dei punti di riferimento delle celebrazioni. Lungo tutto il corso dell'anno si svilupperà un consistente programma di manifestazioni ed eventi, da quelli di carattere storico e culturale agli appuntamenti istituzionali. Amministratori, funzionari, rappresentanti delle associazioni d'arma e degli altri sodalizi coinvolti nella macchina organizzativa saranno chiamati a partecipare a svariate occasioni ufficiali in cui dovranno attenersi a precise regole e procedure operative. Affinché tutti possano farsi trovare pronti al compito, il comune vittoriese ha organizzato al Museo della Battaglia un corso di formazione sul cerimoniale da seguire in queste circostanze. A spiegare i segreti del corretto comportamento istituzionale, due docenti di valore assoluto: Gerardo Capozza, capo ufficio vicario dell'ufficio cerimoniale di Stato e per le onoreficenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e Francesco Piazza, dirigente del servizio visite di Stato e accoglienza dell'ufficio cerimoniale di Stato e per le onoreficenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Proprio quest'ultimo ricorda come il protocollo non riguardi solo grandi eventi formali, ma ogni occasione in cui siano presenti esponenti delle istituzioni e autorità. Io sono convinto che non ci siano manifestazioni meno importanti. Il protocollo serve a regolare in modo conforme all'ordinamento giuridico di uno Stato e quindi di tutte le sue articolazioni lo svolgimento di un appuntamento, di un impegno che vede presenti contemporaneamente più autorità. E in questo senso ritengo che non si possano definire situazioni minori rispetto ad altre maggiori. Sono situazioni che rappresentano magari una diversa realtà e che rappresentano diversi momenti anche territoriali, ciascuno dei quali ha la propria dignità e si tratta di dare a ciascuno di questi la forma corretta. Gli argomenti trattati sono stati più diversi, dalla programmazione di una cerimonia ai criteri di scelta degli invitati, dalla predisposizione degli inviti all'ordine di precedenza da rispettare tra le cariche pubbliche nell'assegnazione dei posti, e non sono mancati neppure approfondimenti su casi concreti e specifici: come si pianifica lo svolgimento di una cerimonia, come si dispongono bandiere e gonfaloni, come si rendono gli onori militari e come si organizzano i servizi d'onore e di rappresentanza. Un'arte, quella del cerimoniale, un tempo riservata a pochi addetti, tanto da risultare quasi misteriosa. Ancora Francesco Piazza. Ma io penso che fino a qualche anno fa, una decina di anni fa, la materia del cerimoniale era una materia poco conosciuta e una materia che per questo era così lasciata proprio fosse gestita da chi la conosceva e da chi era deputato a governarla, a seguirla, a definirla. Oggi, anche grazie a questi strumenti della comunicazione e alla velocità delle comunicazioni, penso che invece ci sia un'attenzione giustamente maggiore anche per questa forma di comunicazione che mette in primo piano lo Stato e le sue articolazioni e le sue istituzioni. Non a caso anche il seminario di Vittorio Veneto ha riscosso notevole partecipazione ed interesse. Grande attenzione e a volte anche un po' di sorpresa nello scoprire proprio la funzione di questa materia, che appare come una cosa impalpabile che invece poi ha ragione d'essere proprio per cercare di dare la forma corretta alla sostanza che è lo Stato e sono le sue istituzioni.